Buongiorno a tutti, grazie di essere con noi. Siamo qui per una presentazione importante, direi, in un'occasione internazionale di visibilità, tra le migliori, tra le più grandi che ci sono nel mondo, per raccontarvi un progetto e gli esiti di questo progetto che ha alcuni anni. Un progetto che poi la direttrice ci racconterà, ma è un unicum nazionale e si chiama Video Service. Questo video service di fatto produce dei video, dei documentari, delle narrazioni di un territorio, che è quello che va dai Colli all'Adige. Insomma, io non vi racconto altro, lascerei la parola al direttore del Galpatavino, Giusy Botti, che ci racconterà appunto come è nato e cosa ha prodotto anche questo progetto. Giusy, a te. Grazie e buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato a questa presentazione. Come diceva, è un video service, è un servizio che è già alla terza edizione. Quelli che abbiamo presentato e che poi brevemente vi illustreremo sono altri video che con quest'anno diventano 10, quindi il video service ha prodotto fino ad ora una decina di video un po' particolari perché non vogliono essere degli spot pubblicitari. Sono video che hanno sì come obiettivo quello di promuovere il territorio, o forse è più corretto dire che intendono promuovere l'identità di un territorio che va dai Colli all'Adige. Per realizzare questa promozione siamo partiti pensando di dare una visione, una prospettiva un po' diversa. Coinvolgendo in effetti i giovani, perché i giovani ci portano una prospettiva e una visione diversa del nostro territorio e quindi delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, nonché enogastronomiche di questo territorio, che si caratterizza in parte che è già conosciuto, molto conosciuto, perché se si pensa all'area dei Colli Euganei sappiamo bene che l'area termale è molto conosciuta. La bassa padovana che è meno conosciuta ma che presenta delle eccellenze che non possono non essere valorizzate, ma che però hanno bisogno di essere raccontate. Per essere raccontati abbiamo appunto utilizzato dei giovani che ci hanno dato una prospettiva nuova, che sono proprio partiti parlando con le persone, quindi viaggiando e intervistando, conoscendo queste persone che sono i veri custodi del territorio, i custodi delle tradizioni. Per questo questi video vogliono anche rappresentare un po' un invito al pubblico, un invito ai visitatori e ai turisti di immergersi in questo territorio attraverso appunto il dialogo anche con le persone che questo territorio lo vivono. Grazie mille. Ecco, allora, visto che tutto sommato si tratta di prodotti reali, prodotti culturali, abbiamo deciso di cercare di farveli vedere. I tempi non sono lunghissimi, abbiamo una ventina di minuti in tutto, quindi abbiamo scelto di farvene vedere uno. Tra l'altro il regista è in sala, è Ivan Magnezzo, che è qua vicino a me, che poi parlerà, ci racconterà un po' il suo punto di vista. E voilà, insomma, io una sola cosa prima di lanciare il video, ricordo che i video del video service hanno una loro storia, un loro percorso internazionale di visibilità, perché vabbè, oggi siamo al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, che non è poca cosa, ma banalmente l'anno scorso, l'ultima cosa che mi viene in mente, sono stati al Festival di Cinema e Turismo in Portogallo di Lérida, se non sbaglio, e ancora a Tolosa, al Festival di Tolosa del cinema in Spagna. Insomma, quindi hanno generalmente un percorso internazionale di visibilità che fa bene al riconoscimento di un territorio che ha delle eccellenze, cioè proprio, appunto dicevi anche tu, insomma, ci sono delle cose bellissime da vedere che pochissimi conoscono, e questo modo di raccontarle, un modo di raccontarle dal di dentro, no? Giovani dello stesso territorio che raccontano se stessi e il loro territorio, forse è uno dei modi più belli, più attenti, no? Esatto. Di raccontare se stessi e la propria relazione con il territorio. Io direi che se siamo pronti, lancerei il video in viaggio, che vedremo tutti, sarà circa 7 minuti e mezzo.
Può andare tranquillo con questa bicicletta qua, anzi, ecco, in pianura va molto bene. Bicicletta da crociera qua. Primo Levi raccontava che distillare è bello. Prima di tutto perché è un mestiere lento, filosofico e silenzioso, che ti occupa ma ti lascia tempo di pensare ad altro. Un po' come l'andare in bicicletta. Ho scelto di pedalare in questo territorio che va dai colli all'Adige, ma a modo mio, senza fretta. Pedalando attraverso gli odori, i suoni, i colori, il paesaggio ritrova un proprio tempo e un proprio spazio. Solo in bicicletta puoi sorprendere le cose senza essere visto, come sanno fare i poeti. Ma di poesia, nella bassa padovana, ce n'è dappertutto. E io voglio sorprenderla. Presso Montagnana, il fiume Gua cambia nome, diventando Frassine. Da qui, poi, parte il Fiumicello, le cui acque un tempo erano utilizzate per il lavoro e andavano a irrorare l'area dei Masari, gli antichi maceratoi della canapa, situati più a sud. Tra argini e strade di campagna sono alla scoperta di un angolo di territorio un tempo ricoperto da paludi e boschi. Pedalo nella zona in cui si svolgeva un'attività rurale fondamentale per gli abitanti del secolo scorso e dove oggi si intrecciano fiumi e canali. Come scrive Malaguti in Se l'acqua ride, forse sta lì il segreto. È vero che tutto cambia, come l'acqua dei fiumi, che un giorno ride chiara e trasparente e l'altro ringhia nera, vorticosa, ma è anche vero che le cose, per altra via, resistono e sono dure a morire, di nuovo come l'acqua, che resta sempre lei e fa sempre lo stesso giro. La mia rivoluzione su due ruote è in atto. Insegue la promessa di viaggiare in un paesaggio dove posso soffermarmi a guardare un prato, passando fra l'erba alta delle parole dei poeti che amo. Si dice che sia stato Conan Doyle ad affermare che quando il morale è basso, quando il giorno sembra buio, quando il lavoro diventa monotono, quando ti sembra che non ci sia più speranza, monta sulla bicicletta e pedala senza pensare a nient'altro che alla strada che percorri. Era il 1885. Il tempo è passato, ma la bicicletta ha ancora questo potere. E poi, se è una deduzione del papà di Sherlock Holmes, gli sconfinati terreni agricoli con i loro filari di alberi sono frutto delle bonifiche. E poi Villa Correr, elegante residenza in terraferma dei nobili veneziani. S'apriva appena il più bel giorno d'autunno. Parea che la notte, seguita dalle tenebre, dalle stelle, fuggisse dal sole, che uscì nel suo immenso splendore dalle nubi d'Oriente, quasi dominatore dell'universo, e l'universo sorrideva. Le nuvole dorate e dipinte a 1000 colori salivano sulla volta del cielo che tutto sereno mostrava quasi di chiudersi per diffondere sovra i mortali le cure della divinità. Io salutavo ad ogni passo la famiglia dei fiori, delle erbe, che a poco alzavano il capo chinato dalla brina. Gli alberi, sussurrando suavemente, facevano tremolare contro la luce le gocce trasparenti della rugiada, mentre i venti dell'aurora rasciugavano il soverchio umore delle piante. Avresti udito una solenne armonia spandersi confusamente tra le selve, gli augelli, gli armenti, i fiumi e le fatiche degli uomini, e intanto
spirava l'aria profumata delle esalazioni che la terra esultante di piacere mandava dalle valli e dai monti al sole, ministro maggiore della natura. Era Hemingway a dire che in bicicletta impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. La salita è sempre faticosa. Davanti a noi la strada si fa a muro, sembra quasi invalicabile. Non sappiamo perché vogliamo arrivare lassù, semplicemente un colpo di pedale dopo l'altro ci arriviamo. Il giro lento delle ruote della mia bicicletta mi ha regalato uno sguardo nuovo su ciò che mi ha sempre circondato. Osservo il paesaggio dall'alto, accompagnato dai versi del poeta Andrea Zanzotto. Se la fede, la calma di uno sguardo come un nimbo, se spazi di serene ore domando, mentre qui m'attardo sul crinale che i passi miei sostiene, se deprecando vado le catene e il sortilegio annoso e il filtro e il dardo, onde per entro le più occulte vene, in opposti tormenti a ghiaccio e tardo, i vostri intimi fuochi e l'acque folli, di fervore, di geli a viso o colli, in sì gran parte specchi a me conformi. Ah, domata qual voi la granatura, pari alla vostra il ciel mi di avventura, e in armonie pur io possa compormi. Allora, direi Ivan, grazie di essere con noi. Ivan Magnezzo, videomaker, regista di questo documentario in cui c'è Vasco Mirandola, che è tra l'altro un attore piuttosto noto, insomma. Ecco, insomma, che tipo piuttosto noto, cito solo 3 film, tanto così per darvi un po' la dimensione, no? Attore di Mediterraneo, né Il Toro, Finché c'è Prosecco c'è Speranza, insomma un elenco di partecipazioni, insomma, di primo piano. Notevole, sì. Notevole. Ivan, che ci dici di questo film? Intanto buongiorno, grazie di essere qui. Ho diretto e montato il Video in Viaggio 2022, nonché ho collaborato alle riprese degli altri video insieme al resto della troupe. A completamento delle cose già dette dai miei colleghi, vi parlerò magari di qualche dettaglio tecnico, concettuale che è dietro alla direzione dei film, dei video. Lo scopo principale, diciamo, di questi lavori è essenzialmente quello di raccontare la natura intima di luoghi speciali, spesso anche poco conosciuti, situati nei territori padovani, appunto, che vanno dai Colli Euganei al fiume Adige. La sfida è stata riuscire a restituire un'emozione con un approccio di tipo documentaristico, quindi andando a interagire con i luoghi e le persone in maniera empatica ma anche immersiva e cercando quindi di coglierne i dettagli, anche però attraverso uno sguardo più allargato, quindi capace di definirne, come si diceva prima, i contorni e gli orizzonti. Per fare questo abbiamo utilizzato una serie di inquadrature e riprese da congeniali, diciamo, al racconto di queste storie, dalle riprese fisse a cavalletto a quelle a mano, fino a riprese un po' più dinamiche, quindi riprese aeree con il drone e vere e proprie camera car. Mi piace poi evidenziare come, pur trattandosi di un laboratorio alla fine, la professionalità, direi anche la coesione e la dotazione tecnica del gruppo di lavoro nel corso degli anni è andata sempre crescendo, e questo ha portato a un miglioramento progressivo
nella realizzazione, come diceva prima la collega, in 3 step di 10 video. Possiamo parlare del montaggio, al massimo chiudo con il montaggio. Quindi a livello di montaggio infine abbiamo scelto la strada della sobrietà e del minimalismo, cercando di raccontare i posti e i personaggi senza grosse interferenze. Abbiamo quindi selezionato dalla grande mole di girato tutte quelle sequenze di clip in grado di raccontare le storie in maniera scorrevole, certo, ma anche esaustiva. I vari video poi sono stati montati con un ritmo volutamente lento, supportato, direi egregiamente, dalle musiche composte dal maestro Sergio Marchesini. E poi anche testi, insomma, di tutto rispetto. Sì, no? sì. Infatti poi la mia collega Anna parlerà proprio della scrittura. Esattamente. Grazie mille. Prima di parlare con Anna della scrittura, che è un tema altrettanto centrale, insomma, in un film, ma anche in questo genere di lettura del territorio, io non abbiamo il tempo di vederlo tutto, il secondo video, però vi farei vedere il trailer di Custodi. Quando siete pronti lo vediamo. Dura pochissimo, 1 minuto e mezzo. La Bassa Padovana e i Colli Euganei nascondono molte storie. Alcune di queste sono state dimenticate, come quella delle cave che 50 anni fa minacciavano questo splendido ambiente. Spesso vado a camminare, vado per gli argini e mi piacciono questi spazi aperti, infiniti, distesi di campi. Quindi mi sono ossessionata a cercare dei momenti unici da prendere con la macchina fotografica. Quello che guida un restauratore è la passione, la ricerca e la salvaguardia del bene che ti viene affidato. Io sono molto felice e convinta di vivere e rimanere qui. È bello portare avanti la passione che si ha, portarla avanti nel territorio in cui si è nati e in cui si vive. Assieme a noi Anna Cecolin, autrice anche di questo film. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno a te, grazie di essere con noi. Insomma, si parlava di scrittura, no? Si parlava dell'interpretazione di un territorio anche attraverso le parole. Insomma, qual è stata la tua esperienza in questo percorso? Allora, intanto io faccio parte del gruppo creativo di scrittura di questi video e essenzialmente quello che ci ha guidato è stato un sentimento e quindi il sentimento che privilegia la poetica delle piccole cose, dei luoghi intimi, delle vie secondarie, perché appunto la sfida, una vera e propria sfida, era quella di raccontare il territorio, un territorio vasto, eterogeneo, che andava quindi raccontato attraverso uno sguardo inedito, diciamo. Quindi abbiamo cercato questa chiave, che era la chiave delle persone e delle loro storie. Ecco, quindi ruota tutto attorno a questo. L'approccio è di tipo documentario, quindi abbiamo cercato di dare forma ad una realtà che già c'era e quindi è stata avviata una prima fase ovviamente di ricerca in base a cosa raccontare, questa era la domanda, e come raccontarlo. E quindi abbiamo avviato questa fase iniziale di ricerca dei personaggi, delle storie e di pari passo i territori, quindi andando a delineare degli itinerari secondo proprio quello che volevamo raccontare, quindi che volevamo emergesse. E diciamo nel tempo, ecco, nel corso delle edizioni si sono costituiti questi tipi di video che possiamo assimilare a dei format. Ad esempio qui abbiamo visto Custodi, che racconta proprio le storie di chi lavora e vive nel territorio e quindi lo protegge, lo cura attraverso la propria passione.
E poi un altro tipo di video è cartoline, che vedremo alla fine. Sono proprio delle immagini, delle cartoline visive, se vogliamo. Possono essere accompagnate da una voce fuori campo oppure dalla semplice musica. In questo caso, adesso lo vedrete, la novità di quest'anno era appunto la selezione di questo giovane illustratore, protagonista del video, che vi guiderà attraverso il carnet di viaggio. Quindi attraverso il disegno venivano realizzate queste cartoline visive. Quindi si è concretizzato in questo. Questa era un po' la novità di quest'anno. Nel video, nel trailer di Custodi, emerge proprio come il territorio può essere salvaguardato e curato attraverso professioni che sono molto diverse l'una dall'altra. Abbiamo visto ad esempio un giornalista che ci parla della storia andata perduta delle cave abbandonate, oppure la giovane che cura il proprio territorio attraverso una professione inedita e quindi lo cura attraverso un'attività social e anche con un approccio ironico al territorio, che può essere un'altra chiave di lettura, un'altra chiave per raccontare questo territorio. Oppure la storia di giovani restauratori che hanno impegnato il proprio tempo, il proprio lavoro proprio nella salvaguardia dei libri antichi. Grazie mille. Grazie mille. Io prima di lanciare l'ultimo trailer, che è appunto quello di cartoline, vorrei dire una parola attorno alla direzione artistica di questo progetto, che è del regista Marco Segato, quello della pelle dell'orso, per dire un titolo come un altro, poi ne fate anche molti altri molto belli. Lui qui non c'è, però insomma, vogliamo ringraziarlo per un percorso che insomma, ha permesso al territorio di raccontarsi e ha permesso anche insomma, a tante persone di affrontare il mestiere del cinema, no? Scoprirlo e anche poi lavorarci. No? Vabbè, a questo punto io direi che lanciamo cartoline, altro trailer, un altro minuto e mezzo. Per un illustratore come me, il viaggio è un'infinita fonte di ispirazione. E grazie al disegno posso rompere la dimensione del tempo e ampliare lo sguardo. Il carnet di viaggio, utilizzato anche dagli esploratori del passato, è uno degli strumenti più autentici per farlo. Il mio è un taccuino di appunti intimi, dove luce, forme e colori riportano in vita qualcosa che non esiste più. Voilà, io non posso che ringraziare tutti voi per essere stati con noi. La direzione... Posso aggiungere una cosa? Giusto per vedere tutti i video, se volete, nella pagina YouTube, quindi nel canale YouTube del Gal Patavino, sono presenti. Sono quindi, disponibili. Sì, sia i trailer che i video completi. E poi insomma un po' alla volta racconteremo anche delle nuove uscite ai festival internazionali, no? Esatto. Di questo format così bello, così particolare. Di nuovo ringraziamo tutti voi, di nuovo ringraziamo la Direzione Generale Agricoltura della Regione Veneto che in qualche maniera ha permesso lo sviluppo di questo progetto, grazie al Gal Patavino che è il promotore di questo progetto tramite appunto il progetto Dai Colli all'Adige, hashtag Dai Colli all'Adige, cercatelo su internet, ci sono un sacco di belle cose e anche sul territorio, perché poi, vabbè, adesso non vorrei esagerare raccontandovi insomma un sacco di cose, però c'è anche modo di fare delle visite guidate gratuite con la banca ora delle guide turistiche. Ogni mese ci sono dai 5 agli 8, addirittura 10 percorsi gratuiti, super interessanti, insomma, se capitate da quelle parti vedeteli perché sono molto belli. Un grazie ancora ai ragazzi e alle ragazze, ai professionisti che hanno contribuito al successo di questo format, di questo progetto che è il video service e alla visibilità internazionale che ha. E grazie a tutti voi ancora e buona giornata e buona Festival del Cinema di Venezia. Grazie.